Giulia, senti. Ti prego, dimmi che mi ami. Ti prego, dimmelo una volta sola, ne ho bisogno. Ti amo. È la prima volta che me lo dici. No. Dentro di me te l'ho detto tante volte. Riusciamo a comunicare? Ci ho provato a parlarci. Questa è l'autowezza Badia. Sì. Allora, signorina, che fa? Entra? Guardi, io parto, eh. Ti amo, ti amo, ti amo. Oddio, che bello sentirtelo dire. È la prima volta. No. Dentro di me te l'ho detto tante volte. Nonna, il telefono. Pronto? Pronto, mamma? Giulia? Ciao, senti, ti volevo avvertire che non mangio con voi stasera. Anzi, farà un po' tardi, quindi non mi aspettate neanche svegli. Ma che peccato, proprio stasera. Ho messo in forno una bella torta. Con chi sei? Mamma, non preoccuparti. Dove sei? Almeno questo me lo puoi dire? Mamma, scusami, non ti sento più bene. Non ti sento, scusami. Giulia! Giulia! Dov'è la zia? E chi lo sa? Ah, comunque, ha da fare e questa sera non può mangiare con noi. Staccato. Oh! Ehi, Giada, meglio così, eh? Ci facciamo una scorpacciata di torta, tu e io. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I nostri giorni più belli non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Io credo che nessuno sa quello che ci sta succedendo. E tu lo sai cosa ci sta succedendo? Sì, credo proprio di sì.
Non ti lascio più. Non ti lascio più.